100 anni di Masse che penso, insomma, un po' di brividi. 100 anni sono tanti, una canzone che è durata nel tempo, è stata cantata penso da tutti, addirittura da Mina. Io ho ancora un 45 giri in casa cantato da Mina con Masse che penso che l'abbiano cantata in Cina, dappertutto. È una canzone che parla, dico, di uno, perché è la storia di tutti i giorni, la storia di tutti i giorni che andiamo via, vogliamo tornare a casa, la storia non c'è perché Genova è Genova, e la nostra Genova è bellissima. E non si può non averla nel cuore. Averla nel cuore, ma se che penso sono anche tributi come quello di oggi, dove tu appunto darai il tuo contributo, ma accompagnato da una gradevolissima e bravissima presenza. Ce la vuoi presentare? Poi la andiamo a sentire? Ho presentato la mia compagna, che è mia moglie da 2 anni, e lei è Aria Ivancic, e lei è bravissima, ha una voce altissima, mi ha salvato in parecchie occasioni, dico la verità. Vabbè, queste cose sono cose di famiglia. No, una salvata in parecchie occasioni. Io parlo canonicamente, cioè canonicamente, come si posso dire, cantando mi è riuscito a alzarmi dei pezzi che io non ci avrei mai fatto. Lavoriamo insieme, ne arriviamo da Treviso dove abbiamo fatto spettacolo, abbiamo fatto Dublino, abbiamo fatto l'Irlanda, stiamo andando fortissimo e niente, sono fiero, ma vi dirà lei qualcosa di quello che fa. Certo, adesso andiamo a sentire. Allora, insomma, hai sentito con una presentazione così, devi assolutamente dirci, ma tu, voglio dire, ma sai che penso è stata un po', come dire, una scoperta per te? Assolutamente sì, perché io sono di Milano, per cui ho dovuto imparare il dialetto genovese. Non è mia bella badunina. Esatto, no, ho dovuto imparare il dialetto genovese velocemente, diciamo in 3 anni, e quindi adesso mi diletto. E però ti dà sensazione ora che magari hai compreso meglio il testo? No, a me piace moltissimo, mi piace molto, la vedo come una lingua vera e propria, mi piace molto a livello sonoro e musicale, la trovo molto interessante. E il tuo apporto in questa occasione sarà? In questa occasione faremo insieme a Simma di De André, nella versione di De André, ovviamente poi rivisitata da noi, e quindi speriamo che vi piaccia. E allora Andrea, insomma, Simma, non vi siete fatti mancare niente. Abbiamo voluto scegliere sto pezzo perché è il vecchio, ma se che penso è il nuovo La Cima di De André. Il genovese non si perde mai e non dobbiamo mai perderlo, comunicarlo ai giovani e insegnargli che parlare genovese può essere un aiuto. Adesso che abbiamo 3.000 stranieri, giusto, parliamo in senese, quindi capisce bene di nessuno. Bene. Quello fa dovuto a fare, diciamo, quasi rock, però era un pezzo di grande melodia, cui è rimasta. Quindi è importante dire che Mario Cappello ha fatto questa canzone, importante con uno Se che penso. Ma Se che penso poi, siccome parla dei genovesi, ha avuto un successo internazionale. Ovviamente la Creglia parla di una situazione che a Creglia, il colle sopra Sarzano, dove abitava Mario Cappello. Grazie per questo intervento. Il secondo pezzo che vi facciamo, tanto presento Aria Ivancic, eccola qua, che è la mia compagna di vita, una voce stupenda, la sentirete adesso. Il pezzo di Andrea che parla di cibo, perché a quest'ora mi è già venuto a fare. Parla della cima, la costruzione di questo piatto che è favoloso, che ti porta via tantissimo tempo e non ti dà il modo di poter guardare un attimo mentre lo fai, perché se la perdi d'occhio lo butti via. Sembra una scelta.
reggiana, cosa dovrà essere? Stasera terra sfida, cambia bene, non fa bene, non torna via, nessuno De Maria, tutti gli hai la strapignata, a me via. Poi vegli anni già della Lega e lasciando il tuo fermo oltre le stelle. Spero farti mia prima, tu te la mangi, fingi, mangi, che ha da mangiare. E stasera terra sfida, che cambia bene, non fa bene, non torna via, nessuno De Maria, tutti gli hai la strapignata, ma viene via. La terra sfida, canetegna non fa bene, non torna via, il suo nome De Maria, tutti gli hai la strapignata, a me via. Grazie. Sa, metti un po' di riverbero alla voce, per favore, grazie. Ne passo già tanti anni, di quando ero a quei livelli, con il tempo cuscivero che mai ci saprà ascoltare. Quando andavo in Tucaruggio, avevo a me coi caddetti, e modiva scalzonetti, a sette in un buon stare. Ai miei tempi guarda porta, serviva con spaghetti, a sei a fitto il letto, e vedeva da dormire. Cosa su queste barche, cosa serve una veggetta, che stasera mi scrivetto, forse non mi ha mai c'è, che li adunde te. Mi ricordo me casetta, te guardevo a quel figge, che li adunde te. Che ti ricordo le cercavo e ascoltate non sapevo, che li adunde te. I fratelli quando stazzi facevi a buon figge, mi dai come fortuna, arrivare poi carucci, le strasse nostre fugge, che lo sanno.
figlio